Il Medioevo è tornato a Monselice. La consueta sfilata dei figuranti ha aperto il 39esimo palio della giostra della Rocca. La competizione è andata in scena domenica pomeriggio in via Piave, dove è stata allestita una pista da 220 metri dove si sono sfidati i 18 cavalieri delle 9 contrade. Per la prima volta la Quintana si è corsa sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Equestri, che si è occupata di garantire il rispetto dei protocolli per il benessere dei cavalli, che sono stati sottoposti anche ai test antidoping. Un successo di pubblico che ha registrato un tutto esaurito nelle strutture ricettive del comune della Bassa Padovana. Parecchi turisti che hanno occupato tutte le stanze che erano disponibili qui a Monselice, non solo i B&B ma anche gli hotel, i camper, moto, cioè abbiamo avuto tantissimo turismo e questo ne siamo orgogliosi. Noi, il nostro borgo, abbiamo avuto Federico II qui che nonostante dopo tanti secoli ancora ci aiuta. Un palio molto combattuto che ha visto vincere per il secondo anno di seguito la contrada di San Bortolo con il fantino Marco Diafaldi con il cavallo Blue Mason. Per il corteo storico il premio è andato alla contrada di San Giacomo.